La denuncia arriva chiara e forte dalla Confcommercio. La questione sul tavolo riguarda gli agriturismi e gli agrialloggi. È in atto, tona Dania Sartorato, una concorrenza sleale. Diventano concorrenza sleale perché una consistente quota di queste strutture, che secondo gli intenti iniziali avrebbero dovuto nascere come strutture complementari per integrare il reddito agricolo, di fatto fanno turismo e ristorazione a tutti gli effetti, eludendo obblighi fiscali e paletti previsti dalla normativa. Da tenere presente che il territorio trevigiano è particolarmente virtuoso riguardo questa tipologia di strutture. In provincia di Treviso ce ne sono ben 1180 su un totale di 4400 in tutto il Veneto. Insomma, un terzo di queste realtà si trovano proprio nella Marca. La densità maggiore si trovano nei comuni di Valdobbiadene 130, Vittorio Veneto 70 e 60 Montebelluna, riconducibili alla bellezza delle colline UNESCO, dell'Asolano e della Pedemontana. Un abusivismo che è soltanto una delle tante forme di sommerso sulle quali Confcommercio sta indagando e lavorando e che colpiscono il mondo della piccola impresa. Non è un fenomeno che nasce da solo, commenta. Da un punto di vista regionale la normativa lascia spazio a tante attività che di fatto rappresentano una concorrenza sleale. Come Confcommercio ci aspettiamo l'accoglimento delle nostre osservazioni, naturalmente con una media di 57 posti letto per hotel. Non possiamo accettare che gli agri-alloggi ne possano ospitare 45 perché lo troviamo evidentemente eccessivo e sproporzionato. Lo stesso per la quota di prodotti che possono derivare non dal proprio fondo agricolo, anche qui già il 35% per noi è discutibile, è impensabile parlare del 50, di portarlo al 50%. Ovviamente la tassazione deve essere uguale per tutti perché, lo ripetiamo, lo stesso mercato deve avere anche le stesse regole. Non solo termina Dania Sartorato, ma aspettiamo che partano i controlli per verificare ed accertare le irregolarità.